Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi voglio dare una doppia notizia di calciomercato, una notizia che riguarda il nostro Napoli e un obiettivo in particolar modo, ragazzi, davvero interessante che gioca nella nostra Serie A. Il Napoli deve fare in fretta e vuole assolutamente anticipare la concorrenza del Milan. Attenzione, rimanete fino alla fine perché vi do veramente due chicche di calciomercato molto ma molto interessanti. Prima di continuare brevemente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche in modo tale da essere sempre aggiornati sulle ultime news di calciomercato e non direttamente dal nostro Napoli. Allora ragazzi, prima una piccola parentesi relativa alla partita di ieri, pareggiata 1-1 con l'Udinese. Il nostro allenatore Antonio Conte in conferenza stampa ha dichiarato di essere molto soddisfatto comunque della prova degli azzurri e ricorda a tutti di prendere quello che c'è stato di buono in questa prestazione, perché altrimenti a detta sua si rischia di andare fuori giri. Infatti l'obiettivo dichiarato, la richiesta della società all'allenatore salentino all'inizio della stagione era quella di raggiungere un piazzamento in Europa e non assolutamente a provare a vincere appunto lo scudetto fin dal suo primo anno, cosa che invece in realtà il Napoli sta provando a fare. Le altre formazioni, quando incontrano il nostro Napoli, danno il 100% perché comunque sanno di affrontare una squadra molto forte a dispetto di come eravamo partiti all'inizio. Quindi assolutamente un allenatore, un Antonio Conte molto soddisfatto e un Napoli, anche nonostante il pareggio e la frenata momentanea di ieri, in continua crescita. Ma adesso lasciamo il campo, parliamo di calciomercato perché abbiamo due aggiornamenti molto importanti. Il primo riguarda Adeyemi. Allora, vi ho appena svelato, tra l'altro nel video di ieri, che il vero obiettivo di mercato del Napoli, ma più del Napoli di Antonio Conte, è Garnacho. Ma attenzione, perché comunque c'è sempre il piano B che porta a Adeyemi. Vi abbiamo già detto nei video passati durante questo calciomercato di gennaio che il giocatore non voleva il Napoli, lo riteneva, diciamo, un passo indietro per la sua carriera e comunque non era intenzionato a trasferirsi in un altro club a gennaio. Ma attenzione, perché in questi ultimi giorni, in quest'ultimo periodo, Adeyemi ha riflettuto molto e vedrebbe a questo punto di buon occhio un trasferimento in azzurro, complici anche le ottime partite che il Napoli sta disputando in questo campionato e un po' diciamo la fama tra virgolette che sta riacquisendo il Napoli dal punto di vista, no, della competitività in Europa. Quindi attenzione, perché Adeyemi potrebbe essere aprire al Napoli. Attenzione, perché allo stesso tempo comunque l'accordo con il Dortmund, ragazzi, era praticamente chiuso, quindi qualora Adeyemi aprisse al Napoli un accordo veramente sarebbe imminente. Spostiamoci nella mediana. Un nome per il quale stravede Antonio Conte, tenetevi forte, è quello di Ricci del Torino. Giovane italiano, tantissima qualità, appena rinnovato adesso fino al 2030 con Cairo, giocatore prospetto veramente interessante sul quale fondamentalmente si potrebbe avere un'asta nel prossimo giugno, perché è veramente richiesto da mezza Europa. Il Napoli con Conte Manna ci sta pensando di proporre a Cairo un acquisto a titolo definitivo e una cifra importante, quindi soldi arrivati da Kvaratskhelia dovrebbero andare su di lui e non su Comuzzo. Quindi attenzione, perché il Milan è forte su Ricci, ma il Napoli prova a inserirsi reinvestendo una parte della somma di Kvaratskhelia per Ricci, appunto. Quindi Adeyemi, Ricci, due obiettivi di mercato di Conte e di Manna per la prossima estate. Fatemi sapere cosa ne pensate su questi due nomi, se vi piacciono, se secondo voi possono rinforzare il nostro Napoli. Attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e forza Napoli!